Va ora in onda la rassegna stampa. Fin qui tutto bene, eh? Per il momento, non so se poi nei prossimi minuti ci siamo ancora, perché mi dicono che... allora, mi dicono che ci sono problemi su internet. Il solito attacco hacker russo, lo immaginavo. Aspettano che inizi Sammy Varin e poi attaccano questi russi, approfittando della nebbia, che oggi non c'è la nebbia, ma ne approfittano. Buongiorno, ciao, eccoci qua. 7:31, il buongiorno da Sammy Varin, la rassegna stampa quotidiana di Radio Libertà. Buongiorno a Francesco, buongiorno ai nostri tecnici. Sì, oggi lavorate più del solito, se si blocca tutto quanto, ve lo so, e purtroppo voi naturalmente, se aveste problemi di udito, nel senso che si blocca l'audio di Radio Libertà, lo sapete, passate su qualche altra piattaforma, perché il bello della nostra radio che ci ascoltate un po' qua e un po' là, nel senso che ogni tanto si ferma e quindi dovete passare anche di là. Quindi se si ferma internet, scaricate l'applicazione. Se si ferma anche l'applicazione, accendete la radio DAB. Importante, perché la radio DAB si basa su onde elettromagnetiche, quindi non c'entra niente con l'internet di casa. E se si ferma pure quello, naturalmente ci potete venire a trovare qui a Milano in via Bellerio 41, anche senza entrare c'è il collegamento citofonico. State al citofono e noi vi facciamo sentire quanto sei scemo. Il buon mattino da Sammy Varin ve lo diamo anche se ci scrivete al 3406709659, il vostro WhatsApp del mattino, per dire ciao Semmino, ci sono anch'io ascoltando il tuo programmino. Sbircio in radiovisione, eccola qua la pagina del sito di Radio Libertà, per leggere quello che da altre parti non si legge. Chiaro che in apertura c'è lo scossone che ha dato ieri il quotidiano La Verità, scrivendo cose e a volte, sai, uno che si chiama La Verità, come noi che ci chiamiamo La Libertà, Radio Libertà, sai, un quotidiano che si chiama La Verità si presume che dica la verità. E se fosse davvero la verità, infatti l'editoriale di Giovanni Sallusti si intitola "Ma davvero al Quirinale c'è chi spera in uno scossone al governo?" Tan ta da da. Gomblottisti di tutto il mondo, unitevi, di tutto il mondo, qui Italia e dintorni, 3406709659. Avete capito che è l'argomento del giorno. Ancora una volta ci hanno fottuto, nel senso che oggi sui giornali ci doveva essere l'autonomia, e ricordiamolo, ci sono le preintese. Finalmente l'autonomia parte con gli argomenti, le materie non LEP, perché quelle LEP bisogna ancora aspettare, ma partiamo e arriveranno soldi per varie argomentazioni importanti nelle regioni che firmeranno. Ne parliamo tra poco, doveva essere la notizia del giorno, ma c'è stata questa cosa. Sono un po' arrabbiato, io con il quotidiano La Verità poteva aspettare un giorno. Scherzo, ci mancherebbe. Date un'occhiata quindi al sito di Radio Libertà se volete un primo parere del nostro direttore Giovanni Sallusti sulla notizia del giorno, e di cui si è discusso anche ieri pomeriggio, ieri sera, e si discuterà nei prossimi giorni, perché adesso deve saltare fuori la verità. Cioè, è vero che qualcuno vorrebbe che il governo Meloni saltasse perché sta andando troppo bene, e perché se va avanti così si va al voto poi e cavolo, ne esce fuori una maggioranza che sarà quella poi che eleggerà il Presidente della Repubblica, e potrebbe essere che succeda, mi viene quasi da piangere a dirlo, che venga eletto un Presidente della Repubblica non di sinistra. Ma dai, mi sembra che fosse già Natale. È Natale, quanti ne abbiamo oggi? Ma no, è il 19, presto. Che bello, cioè
ma mai successa una cosa? Mi vengono i lacrimoni, non posso piangere, mando tutto in cortocircuito. Capite che potrebbe davvero accadere una roba del genere? Proprio per questo che una certa sinistra, anche insita all'interno del Quirinale, mica il presidente, oh no, che potrebbe venirgli qualche cosa in testa per far cadere questo governo Meloni che va troppo bene, non ci sono crepe. Ma chi l'ha detto che non ci sono crepe? Anche questa cosa. Cioè noi chi siamo? Noi siamo i crepini, i cretini della situazione. Noi siamo una crepa, un crepet, perché ci insinuiamo e diciamo cose che non sempre sono tutti d'accordo con noi all'interno della compagine di governo. Ad esempio sui soldi e le armi all'Ucraina. Claudio Borghi ha detto che non vota più, signori. E non siamo una crepa! Non siamo una crepa! Mi sento offeso. Bene, avete argomenti su cui inviarmi WhatsApp? Già vedi, non ho ancora fatto in tempo a cominciare, che 3406709 659 per inviare i vostri messaggi WhatsApp. Vi voglio caldi anche quest'oggi. Poi alle 9 avremo Alessandro Morelli, alle 11 Igor Iezzi. Intanto andiamo proprio sul quotidiano in questione. Ecco, lo sapevo, a proposito. No, vabbè, scusami, abbiamo detto che c'è l'attacco agli hacker russi e quindi giustamente ci hackeriamo, si è bloccato tutto quanto e ho detto Sammy Varin, oggi non lo so se fai la rassegna stampa perché arrivano i russi. Santa polenta, santa pazienza. No, beh, quando diventi schiavo dei computer è così, d'altronde tutto va sui computer, anche i ponti radio ormai non ci sono più, beccano direttamente dallo streaming e quindi se hai lo streaming di scorta come noi abbiamo, lo streaming di scorta non dovrebbe succedere niente, però vado, dicevo, sul quotidiano La Verità, perché è quello effettivamente che ha lanciato il casino ieri. E noi abbiamo letto la titolazione e 2 righe perché non volevo annoiarvi, ma è davvero il quotidiano che ha lanciato lo scandalo, La Verità, e che quindi merita oggi il vostro acquisto, lo dico subito, cioè posso aprire e chiudere la rassegna qua, 1,50 € e allora in taglio alto c'è subito la pubblicità dell'ultimo libro di Fausto Biloslavo, non scherzare Biloslavo, Sammy Varin, che è sacro Fausto Biloslavo, che si intitola Talebani dell'accoglienza. Attenzione, mamma mia, ma questo è il mio libro, Azzolina, regalatemelo per Natale, Talebani dell'accoglienza, l'ultimo libro di Fausto Biloslavo, già qua sacro, e sarà in edicola con La Verità e Panorama, ok? Diciamo che forse è il caso di spendere qualche euro in più, ma il titolo principale del quotidiano La Verità di quest'oggi è il piano per fermare la Meloni svelato dalla Verità. Provano a occultare le trame del Colle. Garofani, consigliere di Mattarella, davanti a politici, funzionari e sportivi, ha parlato della necessità di dare provvidenziali scossoni a questo governo, o in generale, insomma, la situazione politica, per evitare la vittoria del centrodestra. Che avete capito, vorrebbe dire che il prossimo Presidente della Repubblica viene eletto da un Parlamento troppo di centrodestra. Cioè, e adesso non cominciate a scrivere l'avete votato anche voi, Mattarella, non c'era nessuno. Non si trovava nessun altro, ok? Così è. Capito, mi hai? Cioè, il rischio è veramente che il prossimo Presidente della Repubblica, un uomo da nulla, non vale niente, cioè nel senso politicamente non dovrebbe influire e invece influisce. Come? E non sia di sinistra. Capite il senso di tutta questa polemica? Poi c'è un senso ulteriore perché ci sarebbe qualcuno che ordisce, quindi questi sono quelli di sinistra, è chiaro, è il PD che sta ordendo, c'è Romano Prodi e chissà cosa sta facendo Romano Prodi. Beh, fatto sta,
Questo Garofani ha parlato della necessità di dare provvidenziali scossoni per evitare la vittoria del centrodestra. Un consigliere di Mattarella non dovrebbe dire cose, c'è una privacy completa, devono essere muti come il consigliere del Papa, non deve parlare, capisci? Lui va a casa tutto zitto e la moglie che cosa c'è? Cosa è successo oggi? Non parlo. Bignami, che è il capogruppo di Fratelli d'Italia, gliene ha chiesto conto, ma invece della giustificazione dell'ex PD, perché arriva da sinistra, ma è un caso che Garofani arrivi da sinistra, è arrivato un comunicato del Quirinale che vaneggia nel senso che dice cose insomma che sono un po' strane, parla di attacco ridicolo. Sono tutti lì che ridono al Quirinale, ok? Che la faccia di Bignami a volte induce a uno sorriso, ma è bellissimo avere una faccia un po' divertente oggigiorno con le schifezze che si vedono in politica. Dai, stiamo scherzando a Bignami, siamo in una rassegna stampa che cerca di sdrammatizzare il momento drammatico, perché se fosse vero tutto questo, ma qui di ridicolo, scrive ancora oggi La Verità, c'è solo il tentativo di mettere il bavaglio al nostro giornale. Proprio per quello vi dico che oggi è il caso di comprarlo, cioè si è fatto uno spottone potentissimo, ma lo spottone è anche sul futuro politico dell'Italia, ragazzi miei. Già che ci siete, secondo me comprate anche Talebani dell'accoglienza, l'ultimo libro di Fausto Biloslavo, in edicola con La Verità e con Panorama. Diciamo che già che andate lì, ti pare. Siamo sul quotidiano La Verità, oggi quotidiano del giorno, sacro quotidiano La Verità, perché in centropagina dice una cosa che ci aspettavamo, ma non proprio all'Europarlamento: follia. All'Europarlamento vendono la carbonara taroccata. E voi che di carbonara ve ne intendete, com'è possibile? Eccola qua, guardala qua, carbonara, è scritto in francese, tutto quanto, ma c'è anche il risotto della Benz, certo, e tante altre schifezze che comunque ritrovate quando andate nei vostri negozi asiatici, malefici. Anche i miei figli ogni tanto ci vanno, ma anch'io ho provato a metterci piede. Ci sono di quelle schifezze assurde che però uno dice facciamoci del male. Chiaro che questi ci comprano i prodotti taroccati e i nostri no, perché costano di più, certamente. Siamo sempre sul quotidiano La Verità. Attenzione, perché come vi dicevo, mago, avete problemi d'amore, affari, lavoro? Sono io, il mago professor Varin, che le azzecca tutte. Cosa avevo previsto sul suicidio assistito? Mario Giordano scrive oggi di spalla: suicide! Che bello! La surreale festa per la morte delle due gemelle Kessler. Come vi dicevo, tutto si è rivelato un gigantesco spot sul suicidio assistito. Morire è bello, guarda che l'ha detto anche mia moglie Marta, che è una che ci vede troppo bene, io sono invidiosissimo, no, che vede bene che le diotrie, no, e che che cosa devo dirti? Alla fine l'ha detto anche lei, ma sì, anch'io quando non funzionerò più bene, voglio morire quando decido io. E alla fine è un pensiero che ci viene in mente a tutti quanti questo, E basta un po' di depressione. Cioè, ragazzi, qui dovremmo essere già tutti morti. Qui a Radio Libertà, signori, con le pezze al culo che abbiamo, i soldi che a volte non bastano per comprarci un computer o per pagarci lo stipendio. A proposito, fate un giro per piacere sul sito radiolibertà.net, cliccate Sostienici e fateci un versamento anche di soli 5 euro. Dai, siate gentili, si avvicina Natale. O attraverso il conto corrente postale, così facile, 37671294, 37671294, intestato a Radio Libertà. Perché qui di depressione ma dovremmo essere stracolmi, invece no, nessuno si è suicidato qua, siamo andati avanti nonostante tutto con il sorriso, perché crediamo nel nostro lavoro, crediamo in un'informazione diversa, crediamo nella Lega prima di tutto. Personalmente io ho coronato il mio sogno, lavorare in una radio,
fare comunicazione, parlando in un microfono, parlando anche, speriamo, di buona politica. Ho coronato il mio sogno. Certo, Sammy Varin, non sei diventato ricco, a volte non arriva lo stipendio e ti preoccupi per i tuoi figli che hai messo al mondo, però queste sono preoccupazioni che abbiamo un po' tutti quanti, ti pare? Non è che siamo qui a fare le rognette. Quello che possiamo fare certamente è invitarvi a dare una mano alla nostra radio, e penso non ci sia niente di male, visto che viviamo di quello. Le aziende italiane si ribellano al riarmo, ma Ursula vuole usare pure i soldi del MES. Centropagina sulla Verità. Gli imprenditori dicono basta buttare fondi. La commissione insiste, ora la Schengen militare. Altro articolo potentissimo. Siamo sempre sulla Verità e c'è Francesco Borgonovo, ma ve la do la notizia che arriva... non lo posso dire. Allora, oggi arriva Gabriella Monti e lo sapete, ritorna Gabriella Monti alle 15 con la sua trasmissione Mi ritorni in mente, e dovete farle una festa della miseria, perché questa è coraggiosa davvero. Oh, non c'ha più 20 anni la Gabriella Monti, ma ha detto no, voglio tornare in onda negli studi di Radio Libertà. Quindi mi aspetto, siccome ho degli ascoltatori belli tosti, che qualcuno di voi, se non oggi, nelle prossime settimane, Gabriella Monti sarà in onda ogni mercoledì dalle 15 alle 16:30, mi aspetto che qualcuno passi di qua a salutarla dal vivo. Ok? Non dico nient'altro, signori, ma avete capito. Un altro che forse potrebbe anche tornare da queste parti, ma non lo so io, non vi ho detto assolutamente niente, speriamo. È già da un po' che lo invitiamo, è il grandissimo Francesco Borgonovo, che una volta mi ha incontrato fuori dalla radio e mi ha detto, mi ascoltava da poco e mi ha detto: Sammy Varin, ti dico solo una cosa, non cambiare mai. Questa è stata la frase che è pericolosissima, perché se Borgonovo ti dice non cambiare mai, vuol dire che stai andando benissimo, ma anche malissimo, pericolosamente malissimo. E quindi, grande Borgonovo, se passi da queste parti sei il benvenuto. Cosa scrive oggi Borgonovo sulla Verità? Lucano porta a Bruxelles il modello Riace fuori legge. Il condannato di AVS. Anche qui capite che queste sono cose che ci solleticano mica poco, cioè mi viene voglia di alzarmi io, nonostante ce l'abbia qua in digitale, e andare a comprare il quotidiano La Verità, perché è quello che oggi la racconta giusta e soprattutto racconta di queste possibili trame per inficiare qualche crepa nel governo Meloni, perché sta andando troppo bene, e se si torna alle elezioni tra qualche tempo si voterà un Parlamento pressoché tutto di centrodestra, non ci sarà neanche un pidino, ma come facciamo? E il Presidente della Repubblica sarà Giorgetti, e questa cosa fa venire l'itterizia ai pidini all'ascolto. Dico, almeno sia nero, pakistano o musulmano. Poi abbiamo visto che i pakistani alla fine decidono anche cose carine in Inghilterra. Zitto Sammy Varin. Maurizio Belpietro: c'è un tentativo di mettere a tacere le manovre che lassù sul colle qualcuno ordisce per impedire che non solo Giorgia Meloni concluda la legislatura, ma si candidi al bis. Come è noto, a sinistra sono molto preoccupati perché dopo 14 anni, nel 2029 scadrà, 2029 vuol dire 2029, tanto per, scadrà il mandato di Sergio Mattarella. E se la maggioranza del Parlamento sarà ancora quella attuale, a decidere il nuovo capo dello Stato non saranno Renzi, Schlein, Franceschini, Gentiloni e compagni come in passato. Dunque, c'è chi al Quirinale non solo auspica la formazione di una grande lista civica, capito? Quindi qualcosa che potrebbe esserci dentro anche un Romano Prodi, un qualche cosa che non ti aspetti, una grande lista civica da apporre al centrodestra, ma spera in un provvidenziale scossone che fermi la corsa di Giorgia Meloni.
Non si tratta di un pensiero sussurrato nelle segrete stanze, ma di un piano vero e proprio che qualcuno neppure nasconde, ma di cui si parla in pubblico senza alcun ritegno. Ieri, scrive Maurizio Belpietro oggi sulla Verità, abbiamo fatto il nome di un consigliere del Presidente della Repubblica, ovvero Francesco Saverio Garofani, ex parlamentare del PD per 3 legislature e oggi uno dei principali collaboratori di Mattarella. Oh, ma è un caso che questo fosse del PD e che adesso è lì nello staff di Mattarella. Non succede mai. Oggi collaboratore di Mattarella con l'incarico di occuparsi di difesa. È lui che ha apparecchiato il Consiglio Supremo che in un discorso ha discusso di Ucraina. Cosa si mangiava? Ah, brutte cose. Le frasi che abbiamo riferito erano tra virgolette e ci saremmo aspettati che già in mattinata l'ex direttore del democristianissimo Popolo ed ex vicepresidente della Commissione Difesa della Camera, sempre del PD, chiarisse la sua posizione. E invece no. Curiosamente, sui fatti da noi denunciati è calato il silenzio. Zitto Garofani, zitti anche la maggior parte dei siti di informazione, nonostante fino a mezzogiorno le principali notizie della giornata fossero limitate al bonus elettrodomestici, alla morte delle gemelle Kessler il giorno prima, all'incidente stradale di Milano di domenica. Ma verso l'ora di pranzo, ecco spuntare una dichiarazione di Galeazzo Bignami, capogruppo a Montecitorio di Fratelli d'Italia. L'onorevole chiede che le persone citate che ricoprono ruolo di consiglieri del Quirinale smentiscano senza indugio, in ossequio al rispetto che si deve per l'importante ruolo coperto. Insomma, Garofani deve parlare, ma invece del consigliere l'unico citato nel nostro articolo e il solo che dovrebbe aprir bocca è arrivato un comunicato del Colle in cui si manifesta stupore per le dichiarazioni del capogruppo di Fratelli d'Italia, che sembrano dar credito all'ennesimo attacco alla presidenza della Repubblica, costruito sconfinando nel ridicolo. Nota che ovviamente merita una risposta. Cominciamo col dire che qui di ridicolo c'è solo il tentativo di mettere il bavaglio al nostro giornale. Non ci siamo piegati in passato ad altri attacchi di chi voleva silenziarci e non ci piegheremo certo oggi. Detto questo, tutto il resto è molto serio. Punto primo, non si capisce come il Quirinale possa smentire dichiarazioni che sono state rese fuori dal Quirinale. Chi c'era la sera in cui Garofani auspicava un provvidenziale scossone che fermasse la corsa di Giorgia Meloni? C'era il portavoce di Mattarella che ha firmato la dichiarazione di ieri? Oppure sotto il tavolo c'erano i corazzieri pronti a registrare le parole del consigliere del Capo dello Stato? Non mi risulta che in quella sede vi fossero né l'uno né gli altri. Punto secondo, il discorso di Garofani è stato chiaro, mentre i camerieri servivano piatti a base di pesce, tutti, anche chi non lo poteva vedere, hanno sentito le sue parole. C'erano politici, funzionari di Stato, personaggi dello sport e il consigliere della difesa teneva banco. Punto terzo, ovviamente, prima ancora che l'onorevole Bignami sollecitasse una smentita non del Quirinale ma di Garofani, è scattata la caccia alla talpa, esercizio inutile perché non è certo individuando l'autore della soffiata che si potrà mettere a tacere la faccenda. Punto quarto, i corazzieri di complemento, ovvero gli esponenti del PD, si sono subito schierati a difesa del Colle, ma più che preoccuparsi di difendere il Quirinale, dovrebbero occuparsi di salvare le proprie poltrone. Se è vero quello che dice Garofani, ed è vero, nessuno di loro, da Schlein a Braga, da Davide Faraone a Riccardo Maggi, è in grado di fermare Meloni e dunque urge ricorrere a un provvidenziale scossone. In pratica il consigliere certifica che sono buoni a nulla. Sto ridendo? Ma che? Ma no, sono delle interferenze, state sentendo male. Punto quinto, nella mia carriera ho avuto spesso a che fare con vari presidenti della Repubblica, da Oscar Luigi Scalfaro a Giorgio Napolitano, e qualche volta sono persino stato accusato di vilipendio al capo dello Stato. Oh, benvenuto nel club, Belpietro. Tranquilli, sono stato assolto. Non sapevo però che la tutela costituzionale nei confronti dell'uomo del Colle si estendesse anche ai suoi
consiglieri, per i quali evidentemente vige, secondo il PD, una certa stampa, il reato di lesa maestà. Ultimo punto: le stesse isteriche reazioni della sinistra dei guardiani dell'informazione le ho viste in passato, quando sul giornale che allora dirigevo rivelai una faccenda che riguardava il portavoce di Prodi. Si sa com'è finita. Questo l'editoriale di Maurizio Belpietro oggi sul quotidiano La Verità, che abbiamo immediatamente eletto giornale del giorno, e in effetti parto proprio dall'interno del quotidiano La Verità, perché già a pagina 2 scrive: Bignami vuole chiarimenti, linciato, ma per adesso nessuno ha smentito. Lo scoop della Verità scuote il palazzo. Il capogruppo di Fratelli d'Italia chiede conto a Garofani del piano antigoverno, la replica di Mattarella, ricostruzioni ridicole. La sinistra fa finta di non capire e urla al vilipendio che non c'è. Carlo Tarallo. Paginone, ma subito sotto si dice Quirinale intoccabile, ipocrisia dem. I progressisti che sparavano bordate contro Leone e Cossiga si riscoprono corazzieri e dopo tante elezioni sul valore civile dei media vogliono mettere a tacere un quotidiano. Giorgio Gandola ripercorre il nastro del passato. Ancora a pagina 3, quel finto moderato che detesta la destra, il ritratto di codesto Francesco Saverio Garofani, quello che apparecchia. Come Mattarella, arriva dal mondo della sinistra DC, dai cui ranghi scagliò attacchi contro Berlusconi. Mantenendo un basso profilo, ama tessere la propria rete di influenza che va dall'ex Mister Tasse Ruffini a esponenti della difesa. Alessandro Darod fa un bel ritratto, eccolo qua, di questo Francesco S. Garofani. Ancora il quotidiano La Verità, signori, perché alla fine la notizia del giorno doveva essere un'altra, e io te l'ho detto di sta cosa. Sono contento perché abbiamo capito che c'è qualcuno che trama per far cadere questo governo o per far fare una figuraccia apocalittica a questo governo. Come vedi, ci stanno provando sulle riforme, rendendole tutte quante inutili. Fai una riforma, poi non la riesci ad applicare perché i giudici decidono altro, e noi adesso facciamo il referendum sulla giustizia. Deve essere un plebiscito. Questi devono tacere per l'eternità, ma anche su altri argomenti, il ponte, l'autonomia, e gnigniero, trovano tutte le scuse per non fare le riforme. Sull'autonomia si muove qualcosa, ed è infatti la nostra notizia del giorno. Già, pagina 5 della Verità: più soldi per medici e infermieri con l'autonomia nel Lombardo-Veneto. Finalmente si è sbloccato qualcosa sul fronte autonomia. Casualmente, pochi giorni prima delle elezioni in Veneto, in Puglia e in Campania. Ma è un caso. Fontana e Zaia siglano le preintese su protezione civile, professioni, previdenza integrativa e sanità. Zaia dice subito 300 milioni agli ospedali. Calderoli, federalismo fiscale entro marzo o saltano 32 miliardi di PNRR. Giuliano Zulin ci ricorda che il 18 novembre sarà una data da segnare nei libri di storia. Un anno dopo l'intervento della Corte Costituzionale, che ha fermato di fatto l'entrata in vigore della legge Calderoli sull'autonomia differenziata, sono arrivate le prime storiche preintese tra i governatori di Veneto e Lombardia con il ministro degli affari regionali su 4 materie: protezione civile, professioni, previdenza complementare e gestione finanziaria della sanità. Succedono cose, certo, c'è ancora un po' di strada da fare, lo sappiamo benissimo, si chiama burocrazia, l'hanno inventata quelli del PD di sinistra, ma effettivamente si è ripartiti, e questa è la cosa più bella. Vi ho letto qualcosa a pagina 5 della Verità, ma altri quotidiani per fortuna ne parlano. La Verità parla invece anche di questa schifezza, l'Europa in salsa fake, che non è una novità, ci stanno taroccando tutto quanto. Però dai, la carbonara, ma mica solo quella, guarda la foto. Europa in salsa fake, cibo italiano tarocco dentro il Parlamento.
cioè dentro il Parlamento europeo, nello shop, come si chiama? Duty free, non lo so, cioè, del Parlamento europeo vendono ad esempio la carbonara in vasetto taroccata, ma anche c'è scritto risotto, tutte queste schifezze che sono prodotte dalle parti più strane del mondo e chiaramente ci illudono che sia una carbonara. Il market di Bruxelles vende imitazioni delle nostre specialità come la carbonara in vasetto e il ministro a questo punto dice subito verifiche. Dietro i falsi ci sono i colossi stranieri della distribuzione, gli amici di Ursula. Coldiretti denuncia lo scandalo dell'Italia Sounding, un bergamasco, costa 120 miliardi. E andiamo avanti a farci taroccare da Bruxelles. Sì, ma ci fermiamo, c'è la pausa signori, vi voglio belli caldi. Mi avete scritto il messaggino con il vostro pensiero del giorno? 34067 09 659, solo WhatsApp, se no Ranucci ce li pubblica, tra poco li leggiamo. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
Ci ha provato il guardiano del faro con Fabrizio Bosso a tenerci calmi e tranquilli. Bella però, questa a tu per tu con la luna, per passare una serata romantica con il vostro lui o la vostra lei. Cercatela anche semplicemente su YouTube, il guardiano del faro, che è tornato a suonare negli ultimi anni grazie a me, che gli ho rotto le palle, diciamolo chiaramente. Oh, scherzo. A tu per tu con la luna. Certo, e prossimamente arriva anche con qualcosa di nuovo. Con il buongiorno rinnovato, sono Sammy Varin, questa è RL Radio Libertà. Un saluto a chi ci segue in coda in automobile. Portatemi ovunque, io vi seguo, perché nella banda DAB dell'autoradio siamo in nazionale. Garofani e l'intoccabile Mattarella, super partes, da verificare storicamente non mi pare proprio, dalla gestione delle crisi, le elezioni, i governi tecnici, la gestione del CSM, il Covid e tanto ancora, per non parlare di continui viaggi esteri solitari, senza ministri all'estero. Tajani è con lui che devi dire che la politica estera la fa Meloni e il ministro Tajani, nemmeno al tempo del re si diceva intoccabile. Viva la libertà di critica, ci scrive Maurizio. Diciamo che qualcosa sta succedendo, è vero? Salve Varin, l'articolo della Verità sul Colle sembra pilotato dal filo di Arianna di cognome Meloni, immagino, con alle spalle la Ducetta che ora si crede al di sopra di tutto e di tutti e non vede l'ora di andare al voto per mettere gli alleati in un angolo e diventare la sola al potere. Attento capitano, scrive Francesco. Buongiorno Sammy, lo scossone, niente di nuovo. La nostra Giorgia abituata ai terremoti. Sono disperati e ne vedremo delle belle, ci scrive Enzo. Grazie Enzo che ci ascolta in streaming. Ricorda Enzo, dotati anche di una radio DAB, ormai tutte quelle nuove che si comprano sono DAB, anche una radiolina da 15 euro, perché di questi tempi non so perché ho la sensazione che poi si vada anche molto sull'informazione, cercando di boicottare radio che fanno una certa informazione, ma è un mio parere che mi è venuto, mio pensiero che mi è venuto adesso. Il problema per il PD è che se ci fosse un presidente di destra comanderebbe la magistratura, scrive Pietro. Buongiorno, sorpresa per il solito ribaltone? Quanti governi ci hanno democraticamente imposto? Vedi alla voce voto annullato in giro per l'Europa, eppure i sovranisti zitti? Sammy, non scherzare con l'inferno, solo il pensare di ucciderti è peccato mortale. Sei depresso? Prega, non parlava di me Marco, ma sicuramente di altro, di altro. Ma non c'era la Casellati l'altra volta, si era già vestita della festa e poi puff, il Biancone ha vinto. Ancora 4 anni di Mattarella, aiuto, speriamo di no, che Dio ci metta la sua santa mano, nel senso che il Dio del PD sicuramente farà uscire qualcun altro dal cilindro. Cavolo scrivete, ascoltatori. Buongiorno Sammy, vengo da te disperato dopo aver ascoltato la rassegna stampa su Rai News e la 7. I sinistroidi parlano di attacco al Colle, il solito vittimismo e ipocrisia della sinistra una volta scoperta. Sono sicuro che se oggi a Palazzo Chigi gli venisse chiesto se furono mandati dagli agenti in via Bellerio, negherebbero pure questo. Avanti tutta, ci scrive Daniel.
Mi vedo belli attivi, è vero? Eccolo qua, Libero, mi mettono subito la pagina di Libero di qualche tempo fa, del febbraio 2016, quando scriveva Napolitano confessa il golpe anti-CAV. Facciamola vedere, Francesco, questa è una storica pagina del quotidiano Libero. Napolitano confessa il golpe anti-CAV, nonno Giorgio alla Repubblica ammette di aver brigato per far cadere il governo legittimamente eletto e consegnare il potere a Monti. Poi avvisa Renzi, la Merkel non si critica e apre le porte al Ministero del Tesoro UE a trazione tedesca. Tan, da, da, da. Grazie della segnalazione. Belli, vi vedo belli caldi. È vero, punto, Marco da Milano. E quando i sinistri insistono perché il Presidente del Consiglio deve riferire per ogni minima puttanata che accade, adesso che uno di Fratelli d'Italia che chiede chiarimenti non va bene. Bravo Marco. Torniamo in rassegna stampa, signori. Poi alle 9 avremo anche Alessandro Morelli e potremmo fargli tante domandine. Se volete me ne potete già scrivere qualcuna al 34067096659. Tornando sulla Verità, che è il primo quotidiano che casualmente oggi vi invito ad acquistare, a pagina 13 è tutta vera questa cosa. Guarda qua, le Kessler diventano uno spot del suicidio. Sui giornali l'eutanasia delle gemelle viene definita ipermoderna, ultracontemporanea, quasi una festa della morte. Persino Avvenire, che dovrebbe tutelare la vita, gongola dicendo Alice delle uniche, è canzonissima in versione funeraria. Il QN sostiene che le due soubrette abbiano tracciato una linea vivace e definitiva. Per domani invece è uno spettacolo fino alla fine. Molti altri VIP si sono uniti al coro d'approvazione, sostenendo che ammazzarsi sia la più saggia e avanguardista scelta possibile. Che ne pensate? Una bella meditazione. Alegher 340 6709 659. Mario Giordano parla di questa cosa oggi sul quotidiano La Verità, che parla anche di questo bel libro venduto proprio insieme alla Verità. Insomma, in questo caso con la prefazione di Maurizio Belpietro, Talebani dell'accoglienza, Fausto Biloslavo racconta bene i confini aperti che non hanno a che fare solo con gli sbarchi di irregolari nel nostro paese, con le prediche buoniste della CEI. Dietro ad essa si nasconde un sistema in cui tanti si arricchiscono, perfino gli stati. Da oggi in edicola con La Verità e Panorama, il grandissimo Fausto Biloslavo, con prefazione di Maurizio Belpietro, Talebani dell'accoglienza. E Matteo Carnielletto ci spiega chi c'è dietro agli affari d'oro. Le organizzazioni non governative sono sostenute da finanziatori internazionali. Tra questi c'è ovviamente George Soros, ma pure parlamentari europei di sinistra. Tan, da, da, da. Gli italiani no, che sono tutti barboni, ma no. Il modello Riace arriva a Bruxelles, peccato sia stato dichiarato fuori legge. Siamo a pagina 15 della Verità. Oggi potentissimo giornale da comprare. Lucano, già condannato, sarà ospite d'onore a un evento per promuovere l'accoglienza, ma il suo borgo era un incubo. Ne parla Francesco Borgonovo. Il vero problema è che qualcuno prenda l'ex sindaco ancora seriamente. Quando la sinistra va al potere sceglie norme più restrittive. Signori, oggi paginone a pagina 13 del quotidiano La Verità, assolutamente da non perdere. Ancora, e qui in questo caso la bravissima Silvana De Mari parla di come colpevolizzare tutti i maschi per la violenza sulle donne può creare solo giovani più fragili. Etichettare gli uomini bianchi come potenziali criminali non fermerà i femminicidi. La condanna generalizzata, ora perfino a scuola, provoca invece angoscia nei ragazzi. Ragazzi, capite che oggi il quotidiano La Verità è proprio il giornale da comprare, magari per la prima volta, certo, è come la prima volta, è un'esperienza sempre particolare.
Andiamo su un altro giornale, sì, mentre vi invito a scrivere, ragazzi, qualunque sia il vostro pensiero su qualunque argomento, un messaggio al 340 67 09 659, un messaggio WhatsApp, naturalmente gli SMS ormai sono superati, e ve li leggo alle 8:30 perché ogni mezz'ora io leggo un messaggino. Potrei andare sul Corriere, invece no, qualcosa mi dice che è meglio fare un giro sul quotidiano Repubblica, che scrive in grossissimo: attacco al Quirinale. Tan da da da. Bignami, capogruppo di Fratelli d'Italia, complotto contro Meloni da consigliere di Mattarella. Lo stupore della Presidenza della Repubblica dà credito a ricostruzioni ridicole. Fratelli d'Italia contro il Colle, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera Galeazzo Bignami ha chiesto al Quirinale di smentire senza indugio un articolo della Verità di ieri che ha attribuito a un consigliere del Presidente iniziative contro la Premier e il governo. Ma Mattarella reagisce con una nota durissima nei confronti di Bignami, signori. L'editoriale di Annalisa Cuzzocrea: quel confine superato. Per capire cosa sta succedendo davvero tra la Presidenza del Consiglio e la Presidenza della Repubblica è necessario rimettere in fila i fatti. Lunedì il Capo dello Stato ha riunito il Consiglio Supremo di Difesa riportando il nostro paese sui binari delle democrazie occidentali, con la riconferma degli aiuti all'Ucraina, con la difesa dei principi dello Stato di diritto, con l'allarme sulla disinformazione armata dalla propaganda russa, capito? Daranno la colpa alla Lega, ho capito tutto. Siamo sul quotidiano Repubblica e visto che ho cominciato con la prima pagina, sono tentato di proseguire all'interno. Eccolo qua, Fratelli d'Italia all'assalto del Quirinale, piano contro la Premier, la replica, attacco ridicolo. Il capogruppo Bignami rilancia le indiscrezioni su un consigliere di Mattarella. Serve una smentita senza indugio. Il gelo nella nota della Presidenza. Ragazzi, a pagina 2 di Repubblica c'è la prima pagina della Verità. L'apertura della Verità di ieri, il quotidiano diretto da Maurizio Belpietro, uscito ieri con l'attacco al Quirinale, il piano del Quirinale per fermare la Meloni, titolava ieri il quotidiano La Verità. Mai successo, secondo me, che la Repubblica mette in la prima pagina della Verità, signori. Apprendiamo che consiglieri del Quirinale auspicherebbero iniziative contro Meloni, scrive Galeazzo Bignami. E poi il comunicato della Presidenza della Repubblica, il capogruppo di Fratelli d'Italia sembra dar credito a un ennesimo attacco al Colle che sconfina nel ridicolo. Questo è il paginone di Concetto Vecchio oggi su Repubblica, che chiaramente tutti all'attacchissimo. Bisogna assolutamente difendere il presidente che abbiamo eletto noi, ma mica da soli, non c'era nessun altro. L'insofferenza di Meloni e la chat di Fazzolari, così è nata la sfida dal Colle. Ancora siamo sul quotidiano Repubblica, a pagina 3, l'ipotesi di un audio con quelle frasi, poi consegnato al quotidiano, la strategia discussa ore prima nelle chat del partito. Chiaramente, se pensate che ci sia qualcosa sotto, dovete comprare Repubblica, benedice di tutti i colori. Centrosinistra, naturalmente con Mattarella, da destra accuse vergognose, il governo, indovinate cosa deve fare? Dai, 3 secondi. Pim, pim, pim. Complimenti, avete azzeccato. Il governo riferisca in aula. Le opposizioni unite a difesa del capo dello Stato. Schlein è la guida del paese. Chi lo attacca ci troverà dall'altra parte. Conte, opera di distrazione di massa. Chiaro, adesso ci sono le elezioni, vi stiamo distraendo, così vi dimenticate di andare a votare. Oh, niente scherzi. Chiaramente a pagina 5 si ripercorre la storia del povero Bignami, e doveva stare zitto assolutamente. Il capogruppo Bignami ha sempre un lasciapassare: far parte della generazione dei cinquantenni cresciuti con le sorelle Meloni nella destra. Filippo Cercarelli ricorda la figura di Bignami, quello che ha parlato, è l'unico che ha parlato dopo l'articolo di ieri sulla Verità, e allora
foto nazi, gaff e guai, la scalata al partito all'ombra di Giorgia. Povero Galeazzo Bignami, già con quel nome e cognome, e la foto è di Galeazzo vestito da gerarca nazista per un addio al celibato, una foto che risale a 20 anni fa, e per questa immagine l'esponente di Fratelli d'Italia si è più volte giustificato. Ma che cavolo, ragazzi miei, oh. Io mi sono vestito da donna una volta ed ero bellissimo. Giuro, gli faccio avere a Repubblica la mia foto. Sì, 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 assolutamente sì. Sul Veneto tramonta l'era Zaia. Stefani arbitra il derby Lega Fratelli d'Italia. Siamo a pagina 8 di Repubblica, che se vi capita in mano a denti stretti, signori, è inutile, fanno il tifo, ci provano, perché in taglio basso c'è l'altro candidato, Giovanni Manildo, il candidato di sinistra, ex sindaco di Treviso dal 2013 al 2018, oggi ha 56 anni, è il candidato del centro-sinistra alla presidenza del Veneto, si sforza di scrivere la Repubblica, ma non lo vota nessuno. Fatto sta, il super favorito si è barcamenato tra Salvini e l'ex governatore. Donzelli a noi il 25, loro al 20. Manildo prova a fare argine. E quello che è successo ieri, e vi trasmetteremo sicuramente qualche estratto nelle prossime ore, al Palageox di Padova, davanti alla toilette, signori, chi c'è? Chi c'è fuori dal cesso? Il responsabile organizzatore di Fratelli d'Italia, Giovanni Donzelli. Ma cosa fa fuori dal gabinetto Donzelli? Ma che cacchio ve ne frega, voi di Repubblica? Repubblica conferma il suo pronostico mentre le tribune si riempiono pian piano di militanti. Ieri c'era il comizio finale di tutti o di tutto il centrodestra per fare il tifo in Veneto. Ho fatto una scommessa, noi prendiamo il 25, noi intende Fratelli d'Italia, la Lega il 20, perché con tutto il rispetto per il Kung Fu Panda Giovanni Manildo, il coraggioso candidato del centro-sinistra unito che ha accettato di immolarsi, ormai Repubblica gli ha fatto già il funerale, in Veneto le percentuali che conteranno da lunedì sono soprattutto quelle del derby interno al centrodestra, Fratelli d'Italia contro Lega. L'obiettivo, urla Matteo Salvini dal palco sfidando la scaramanzia, qui non è vincere, è stravincere. Chiaro? Se avete parenti o amici in Veneto o se da lì ci ascoltate, si vota Zaia, si scrive Zaia perché è candidato in tutte le province e perché è Luca Zaia. C'è poco da fare. C'è poco da fare, anche se certamente siamo su Repubblica e a pagina 8 chi parla ancora più fuori dai denti è Roberto Marcato, che salutiamo caramente, assessore uscente della Giunta Veneta e leghista zaiano della Prima Ora dal 92. Sono 2 anni che ho preso posizione contro Vannacci. Se mi avessero ascoltato ora non sarebbe vice segretario. Comunque anche Alberto Stefani è vice segretario federale, a noi ce ne basta uno. Sull'altro derby, quello interno alla coalizione, Marcato ha un feeling opposto a quello del meloniano De Carlo. Qui la Lega ha 2 elementi di forza rispetto a Fratelli d'Italia, ragiona l'ex assessore grande Marcato, e sono il tema identitario, il Veneto autonomo e soprattutto una classe dirigente che ha pochi uguali, da Zaia all'ultimo consigliere comunale. Stavolta sarà un voto di territorio, non come alle europee quando l'elettore trovava Meloni sulla scheda. Già, cari veneti e cari ascoltatori, messaggino agli amici veneti dicendo: vota il territorio. L'ultimo atto del Doge di Luca Zaia è stata la firma per la preintesa sull'autonomia. Vale 300 milioni per la sanità, una firma che vale 300 milioni. Ma la sua eredità è già in discussione. Chiaramente perché c'è il bravissimo Manildo che vuole vincere, il centro-sinistra di Manildo che ci aveva già fregato tempo fa con la sua città, ma la sen sta. Giro la pagina.
Sono ancora sul quotidiano La Repubblica, che non so perché ci sono finito, sai, quegli errori che però alla fine si parla di brutta cronaca ed è giusto ricordare anche queste cose terribili. Lo schianto del SUV in Viale Fulvio Testi a Milano, 2 indagati, il giovane accusato di guidare ha soltanto soccorso gli amici. Ci siamo sbagliati. Donna morta in mare, trovato accoltellato in casa il figlio di 8 anni, robe bruttissime e terribili che però Repubblica giustamente ne parla con un paginone. E poi un'altra brutta storia a Milano, a pagina 23 di Repubblica: studente pestato dalla baby gang resterà invalido per 50 euro. Il ragazzo di 22 anni frequenta l'Università Bocconi, è stato aggredito da 3 minori e 2 diciottenni, tutti arrestati. Naturalmente non si dice la nazionalità di questi minori, no, c'era anche io italiano, assolutamente, perché questi insegnano a noi come ci si comporta. E poi le intercettazioni, bro, speriamo schiatti, almeno non parla nel video, lo scanniamo. Le conversazioni registrate dalle cimici nella sala d'attesa del commissariato: è ancora in coma, se muore ti danno omicidio. Che schifo. Questi sono ragazzini che non sono arrivati neanche alla maggiore età. Tanto per. Ultima segnalazione da Repubblica, andiamo fuori dalle balle, veramente. Parmitano, anche se non è proprio un leghista celodurista, ma ci piace perché questo che va via nello spazio. La paura del buio mi ha fatto amare le stelle, l'ansia viene solo da padre. Quando diventi padre ti viene ansia. Siamo a pagina 25 di Repubblica, una bella intervista all'astronauta Luca Parmitano. L'astronauta si racconta tra scarafaggi e montagne russe. Vorrei un ruolo per l'Italia nella prossima esplorazione della Luna. Se vogliamo staccarci un attimino e non pensare chi vota Parmitano, è uscito il suo libro Camminare tra le stelle, che potrebbe essere anche un bel regalo di Natale, perché no? Mollo, ti metti a fare gli spot su quelli di Repubblica, Semivarin, adesso mollo il quotidiano Repubblica, chiedo venia, libero signori, quando sono le 8:26 vi sto portando sulle polemiche del giorno e quelle chiaramente che vi servono per affrontare la giornata. Ricordate che questa è una contro rassegna stampa, non lecco nessuno, sono semplicemente qui a mettere sul tavolo gli argomenti che secondo me meritate, perché vi conosco ad uno. Tu dici sì, avete 50 ascoltatori, col cavolo. Libero, a 8 anni dal referendum, finalmente l'autonomia, subito più soldi in cassa. Pagina 1 di Libero. Lombardia e Veneto firmano le preintese. Zaia e Fontana, per noi ora 900 milioni in più da spendere. Oggi tocca a Piemonte e Liguria. Titolo principale del quotidiano Libero, assolutamente da comprare insieme alla Verità. Andate in edicola, 3 euro li prendete tutte e due, scusa, assolutamente sì. Siamo di spalla, il comizio a Padova ieri del centrodestra, Giorgia stronca Prodi, maestro nel voltare le spalle all'Italia, ha detto la Meloni. E poi in giornata ve lo riproponiamo, questo comizio importantissimo, perché è quello di chiusura della campagna elettorale nel Veneto, e domenica e lunedì si vota, lo ricordo, in Veneto, in Puglia, in Campania. L'affondo di Bignami, siamo sempre sul Libero, piano anti-Meloni, il Colle smentisce, tensione con Fratelli d'Italia. E poi Giovanni Sallusti, il nostro direttore di Radio Libertà, parla della polemica sul fine vita. Contro il governo usano perfino le gemelle Kessler. Attenti al taglio basso di Libero, un ragazzo in coma per 50 euro e l'incidente dopo la serata, coltellata e droga, il risveglio violento di Milano. E bisogna assolutamente mettere fine a questa situazione. Se avete idee, a questo punto le chiedo anche a voi ascoltatori, di destra, di sinistra, non me ne frega niente, per favore ci date idee, anche perché nelle prossime ore ci sarà proprio un bel convegno a Milano, all'Acquario, poi ve ne parlo, a parlare
tanti esperti di politica e non soltanto sul futuro di Milano, ma anche sul futuro delle Olimpiadi, che ormai è segnato e alle 9 arriverà Alessandro Morelli. 34067 09 659, il numero di Radio Libertà per inviare i vostri messaggi WhatsApp, anche audio se volete, o anche video. Cosa ci fate vedere? La vostra casa e il vostro posto di lavoro. Ma che cavolo, no! Se succedono cose, mostratecele. Intanto, a pagina 2 di Libero, Fontana e Zaia firmano l'autonomia. Subito più risorse per la sanità. Via libera alle preintese su 4 funzioni. Tra Lombardia e Veneto si libererebbero circa 900 milioni di euro da investire in servizi e incentivi per medici e infermieri. Calderoli promette previsti anche più finanziamenti. Ne parliamo tra pochissimo qui sulla nostra radio più libera che ancora esista, Radio Libertà. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Sparse anche da qualche pioggia, soprattutto al sud. In mattinata lieve instabilità su buona parte delle regioni meridionali, con precipitazioni sparse, più probabili sul versante tirrenico e sulle aree costiere ioniche, meglio sul resto del paese. Nel pomeriggio ancora qualche pioggia irregolare, specialmente sulle regioni centro-meridionali tirreniche, peggiora verso Liguria e Toscana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Cari amici, care scette, cari siure, cari tutti di Radio Libertà, Alberto Acerbis è qua anche stamattina. Non dimentichiamo l'olio però, cioè confezione di Natale è una cosa che inizia e finisce, numero chiuso. Perché tu devi regalare qualcosa che non è che poi a Santo Stefano vedi il panettone che ti regalano se prendi le calze, detti anche scalfarì, cioè cerchiamo di capirci, cioè parliamo di un regalo particolare che fa davvero la differenza nella qualità dei prodotti né come viene presentato. Detto questo, stiamo raccogliendo le olive ancora per 20 giorni, l'olio nuovo è pronto. Mio nonno in questo periodo mi diceva: Alberto, vecché Alberto, l'olio bulve è sempre a galla in francese, in italiano Alberto vieni qua, l'olio buono viene sempre a galla. Quindi se volete le 6 bottiglie per dicembre, ma ne ho ancora 2, ne ho ancora una, aspetto, vediamo. Allora, guardate che noi roba di importazione no, quest'anno poche olive belle, poche, belle, olio meraviglioso, prezzo vecchio. Io dicembre e gennaio vi garantisco ancora questa roba. Poi permettetemi a gennaio ne riparliamo. Se volete l'olio Acerbis, se lo pensate come un qualcosa di diverso, a parte con 6 bottiglie fai 6 regali. Chiama 030 68 44 08 o visita olioacerbis.com e chiedi informazioni. Puoi parlare con me, con la Mira, se sono qua. Chiedete di me, fate quello che volete. Io sono qua, vi voglio bene, alla prossima. Ogni giorno migliaia di notizie ci raccontano i fatti che accadono in Italia e ogni giorno c'è una voce fuori dal coro. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia. L'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti. L'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro anno. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Son solo stasera
È triste mi sento, è vuoto il mio cuore, un amore si è spento per non pensare a chi non c'è più. Io chiedo all'orchestra, suonatemi un blues. Mi pare di udire un nome nel vento, è come un sospiro, come un dolce lamento, per non sognare l'amore che fu. Io chiedo all'orchestra, suonatemi un blues, se non c'è nulla che può far dimenticar l'amore, c'è nella musica qualcosa che fa bene al cuore. Son solo stasera, è triste mi sento, è vuoto il mio cuore, un amore si è spento per non pensare a più. Io chiedo all'orchestra, suonatemi un blues. Stasera è triste mi sento, è vuoto il mio cuore, un amore si è spento per non pensare a chi non c'è più. Io chiedo all'orchestra, io chiedo all'orchestra, io chiedo all'orchestra, suonatemi un blues. Ma certo, fatemi quello che volete, suonatemi un blues. Fidanza, jazz, combo ci tengono compagnia in queste settimane con la loro musica, e la musica chiaramente è quella di un tempo. Qui siamo nel 1956, adattamento italiano di Learning the Blues scritto da Dolores Vicky Silvers e portato al successo da Frank Sinatra. Con il buon mattino, Sammy Varin vi tiene compagnia su Radio Libertà facendo il punto della situazione, notizie con i quotidiani più importanti del mattino, ma soprattutto con i vostri WhatsApp al 340-6709-659 a commento di quanto vi racconto. Alle 9 arriverà il sottosegretario Alessandro Morelli, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, e quindi con lui commenteremo le notizie più belle. Igor Iezzi arriverà alle 11 per parlare di cosa succede sul fronte DL Flussi. Flussi, lo sapete cosa vuol dire? Vuol dire che sono gli immigrati che arrivano qua da noi. Alle 11.30 avremo una cantante molto tosta che ha deciso di vivere di musica e non si arrende alle sfighe della vita. Si chiama Clara Passarotto, in arte Clara Diana, che viene proprio nei nostri studi. E attenzione, perché oggi è mercoledì alle 12.30, anzi alle 12.10, finisce alle 12.30, è tutto magna magna, con le feste
feste, le sagre, gli appuntamenti da non scordare per non pensare solo alla politica. Alle 15, mi sembra di essere il signorino Buongiorno, al posto che buonasera, alle 15 ritorna Gabriella Monti. Ogni mercoledì alle 15 torna la sua trasmissione ed è per noi una bella festa. WhatsApp al 340670969. Quando i sinistri insistono perché il Presidente del Consiglio deve riferire per ogni minima puttanata, è vero che accade, adesso che uno di Fratelli d'Italia che chiede chiarimenti non va bene, scrive Marco da Milano, e no che non va bene. Lorenzo da Como, ciao Semmi, che al Quirinale ci siano persone che si auspichino uno scossone al governo pare scontato, così come al governo immagino siano in tanti che vorrebbero uno scossone al Quirinale. Perché nascondersi dietro uno stupore artefatto? Come già ti dicevo, a proposito di stupore, volevamo stupirla e stupirla è arrivato. Devi fare il comico, Lorenzo, dai, ti diamo uno spaziettino, 3 minuti ogni giorno e ci fai un audio con la scemata del giorno, una scemata che si basa chiaramente su cose reali. Io in confronto sono un pivello. I have a dream, ho un sogno, scrive Silvio. La parruccona di Bruxelles e quello del Colle di Roma che vanno a quel paese dei balocchi da dove sono venuti. Imbroglioni. Chiaramente prendiamo le distanze da questo ascoltatore poco riverente. Ma Mattarella non è per il suicidio assistito? No, Marco, assolutamente no. E non si dicono queste cose. Sta scherzando, Marco, chiaramente. Ti mandano la Digos a casa immediatamente. Suicidio politico, intendeva Marco, capito? Non capite male. Mattia da Padova, carissimi amici, che ridere su Radio 24, i talmudici spezzi a mieli sul piede di guerra contro Bignani e il quotidiano La Verità. Come si suol dire, la verità gli fa male. Bravo Mattia da Padova, mica tanto bravo che ascolti la concorrenza, bastardo. Sto scherzando, ascoltate e riferite, certo, fate le spie. Torno sul quotidiano Libero, signori, perché? Perché si parla di autonomia, già. Fontana e Zaia firmano l'autonomia. E allora che cosa cambia? Beh, prima di tutto diciamo che la sinistra delira e dice subito qual è la frase della sinistra, oltre che riferiamo in Parlamento, vogliono spaccare il paese. Li amiamo, signori, è la solita frase che si diceva dai tempi, o almeno quando volevamo la secessione era veramente così, poi non hanno più cambiato, sono andati avanti con vogliono spaccare il paese. Fatto sta che oggi sul quotidiano Libero c'è un paginone, ed è quello più chiaro, devo dire, che ti spiega cosa succederà, l'iter della legge, entro 60 giorni il parere della conferenza delle regioni e del Parlamento, si predispone un testo d'intesa definitivo che verrà sottoposto al voto da parte delle regioni, il DDL viene portato in Consiglio dei Ministri e trasmesso in Parlamento per l'approvazione. Insomma, siamo veramente a un passo dall'autonomia, ma il bello deve ancora venire, perché queste sono le materie extra LEP, fuori dai livelli, quelli essenziali che devono essere rispettati. Intanto, entro fine legislatura, la legge decisiva per dare alle regioni altre 19 materie, dall'istruzione ai trasporti, dall'energia allo sport. I governatori avranno maggiori competenze e ora la palla passa al Parlamento. Ed eccoli qua, il ministro degli affari regionali Calderoli e il governatore veneto Luca Zaia che firmano insieme. Naturalmente c'è anche il capo di Regione Lombardia e firmano questo accordo importantissimo. Chiaramente sono accordi contro la Costituzione, dice la CGIL, ma nemmeno a dirlo, osteggia l'autonomia. L'evidente strumentalità a fini elettorali delle preintese, fini elettorali perché si vota in Veneto, se no
avrebbe vinto la sinistra di sicuro. È solo uno dei problemi. Il problema principale però è un altro: l'intenzione di far rientrare dalla finestra ciò che prima della mobilitazione popolare e poi la Corte Costituzionale ha fatto uscire dalla porta, ossia un'autonomia differenziata che non danneggia solo il Mezzogiorno, ma aumentando le disuguaglianze sociali e i divari territoriali porta a sbattere tutto il paese. Sbattere, c'era una canzone di Renato Zero che faceva "Dai su, sbattiamoci". Va bene, sì, ok, così ha detto faranno uno sciopero anche su questo. Non hanno capito che c'è il Nord con la T, Nord, che traina l'Italia, e se non diamo un po' più di potenza alle regioni che trainano, andiamo tutti quanti a fondo? Non la capiscono. Giro la pagina su Libero, c'è un piano del Colle per affondare Meloni? Il Quirinale, ridicolo, ma è alta tensione con Fratelli d'Italia. Ma la cosa divertente arriva da Bonelli, lo amiamo, esposto alla Corte dei Conti UE contro il ponte. La Corte dei Ponti diventa per Bonelli. L'ennesima denuncia del leader dei Verdi, stavolta europea, ma gli esperti a convegno confermano progetto di alto livello. Ne parla Andrea Valle oggi sul quotidiano Libero, che come vedete è veramente da comprare, è ricchissimo. I giallorossi sbraitano, intimidazione inaudita contro il Quirinale, l'opposizione compatta contro Fratelli d'Italia, il PD, attacco al Colle per coprire le difficoltà del governo. Persino i grillini che chiedono l'impeachment di Mattarella ai tempi, ora fanno da scudo al consigliere del presidente sotto accusa. Paginone oggi sul quotidiano Libero. Si cambia argomento per trasmettervi, no, la dovrei trasmettere, sì, la canzone del migrante, effettivamente, a pagina 9 di Libero si ricorda questa ennesima intimidazione contro la Lega. È uscita la canzone del migrante che parla e dice: la Sardone è incinta di me. Posso dire che schifo. Allora, perché vedi questo migrante anti-sardone e già ti viene da vomitare. Questo è razzismo puro, vi avviso, sono pronto a essere incolpato. Questo è razzismo puro, però ma piace sicuramente, piace se siete filomigranti, eccetera, se le considerate risorse anche se rubano, picchiano, violentano, ma la canzone di questo immigrato, tutto ben vestito con giubbotto in pelle, cazzo, che dice la Sardone è incinta di me, mi fa prudere le mani. A voi no? Non so perché poi ti viene voglia di menare le mani, quindi no, non vi dico più niente, sappiate solo che la Lega è un po' arrabbiata. Cosa sarebbe accaduto se queste strofe fossero state dedicate a una donna di sinistra? Capite che oggi è da comprare il quotidiano Libero, ma mi raccomando, non fate del male a nessuno. Bonus da 1.500 euro in manovra per chi sceglie le scuole private, ragazzi. Stracciamento di vesti della sinistra, ve lo dico subito, ma paginone a pagina 9 di Libero per questo emendamento di Forza Italia e Noi Moderati: favorire la libertà educativa. Affitti e cartelle, oggi alle 16 il termine per segnalare le proposte di modifica che i partiti porteranno avanti. Chiaramente tutti argomenti che affronteremo anche alle 9 con il sottosegretario Alessandro Morelli. Io giro di nuovo la pagina, ragazzi, mamma mia, la Salis che fa il contratto al suo ex allenatore e all'esperto LGBT. La Salis chi? Bisogna sempre specificare. Sicuramente piacerebbe a quell'altra, però penso che gli interesserebbero più gli amministratori di condomini nel suo caso. No, sto parlando di Silvia Salis, sindaco di Genova, eletta con il centro-sinistra alla guida del capoluogo ligure il 26 maggio. Fa il contratto al suo ex allenatore e all'esperto LGBT. Pioggia di incarichi del comune di Genova, 156.000 euro in 3 anni per sostenere la comunità arcobaleno, 105.000 l'anno al vecchio coach di lancio del martello del primo cittadino. Gli manca soltanto la falce, ti proponiamo qualche contadino all'ascolto e siamo a post. Giro di nuovo la pagina, oggi è una giornata felice per tutti voi perché finisce il telemarketing molesto. Ma voi ci credete? Aspetta che provo a chiamare Francesco, dai.
Pronto? Buongiorno, le interessa un contratto? Sì, No, grazie. come no, grazie? Non mi ha neanche lasciato finire, no? È già tanto che mi ha risposto, perché ormai li mettiamo giù e dispiace, umanamente dispiace mettere giù a questa gente, anche perché è gente che cerca di lavorare, ragazzi miei, e molti sono disperati. Entra in vigore la stretta disposta dall'Agcom, stop telemarketing molesto, da oggi filtro alle chiamate dai finti numeri cellulari. In poche parole, signori, il vostro telefonino si trasforma in un razzo missile. Le telefonate commerciali provenienti dall'estero e truccate da italiane saranno verificate in tempo reale e bloccate, sperando che funzioni. E paginone oggi sul quotidiano Libero. L'ultima segnalazione: accoltellato per 50 euro, resta invalido a 22 anni. Tra i fermati 3 minorenni. Un altro paginone sulle cose terribili che effettivamente sono accadute nelle ultime ore in quel di Milano. E sappiatelo, nel paginone milanese di Libero non le lasciamo più passare queste cose. Nel paginone milanese si dice che la città si sta organizzando ed è rivolta anti-Maranza. Stanchi delle violenze, i cittadini si ribellano, sit-in, proteste e gruppi social, e c'è anche chi fotografa le aggressioni. E adesso vogliamo proprio vedere se la sinistra dice ma no, ma sono solo sensazioni, percezioni. Ragazzi, la gente si sta incazzando dopo l'ultimo accoltellamento in Corso Como. L'ira del centrodestra, più controlli e telecamere. 35enne arrestato dalla polizia locale, chiama l'ex 160 volte, adesso ti uccido. Cioè robe che veramente con le notizie di cronaca potremmo andare avanti fino a sera. Aumentano le baby gang, sit-in, proteste, pagine social, è rivolta contro i Maranza. Stanchi degli abusi e delle sopraffazioni, i cittadini si ribellano all'ondata criminale, chi fotografa le violenze, chi le denuncia e organizza i cortei. Sì, ma è chiaro, se poi dopo votate ancora a sinistra non si va da nessuna parte. Giro, signori, giro pagina e giro anche quotidiano e faccio un giretto sul Fatto Quotidiano, la cui apertura in taglio alto è per Garofani e lo scossone. Il consigliere fa litigare Quirinale e Melones. Il segretario del Consiglio di Difesa, intercettato dalla Verità al bar, rivela le manovre centriste per evitare una Giorgia 2 e far vincere il centro-sinistra. Bignami e Fazzolari criticano Mattarella che fa trapelare stupore. In centropagina sul Fatto Quotidiano, Crosetto, le armi a Kiev solo per prendere tempo, è un virgolettato, lo sa anche lui, il report della difesa, non cambieranno la guerra. 5.000 hacker anti-fake russi, ministro convinto che l'Ucraina non riavrà i territori e prepara il centro contro la guerra ibrida. E c'è arrivato anche Crosetto, mamma mia se c'è arrivato Crosetto, si scherza. Andiamo sul quotidiano Il Giornale, complotto anti-Meloni, lite tra Quirinale e Fratelli d'Italia. E poi l'emendamento di Forza Italia sulla manovra, spunta il bonus per le scuole paritarie. L'allarme baby gang a Milano, coltellate dai rapinatori, studente resta invalido. Il Giù la maschera di Luigi Mascheroni si intitola Non nella mia ZTL. Solo perché dotata di un secolare sense of humor l'Inghilterra può permettersi di essere così ridicola. Infatti è successo che la leader di sinistra dei Verdi, Milward, splendido compendio in salsa Worcester dell'incoerenza di Fratoianni e della clownerie di Bonelli, una che si è sempre dichiarata favorevole ad accogliere i rifugiati nel suo paese, ma non nel suo paesino, appena saputo che il governo Starmer avrebbe spostato 600 migranti nel distretto dove vive con la famiglia, ha protestato pubblicamente, esprimendo preoccupazione e minacciando di passare alle azioni illegali. Benvenuti, ma non troppo. È pronta per ricevere la cittadinanza onoraria di Capalbio. Comunque è un'idea anche per la Meloni. Minacci di spostare i migranti
voti nelle ZTL, riceverà appoggi inaspettati al piano dei centri in Albania. Il fatto è che sul fronte sicurezza l'Inghilterra sta usando il pugno di ferro e l'altro giorno la ministra dell'interno Mahmood, laburista e pakistana, ha varato un nuovo programma dal nome nazisticheggiante Ripristino dell'ordine e del controllo, che prevede forti limiti a ricongiungimento familiare, abbassamento da 5 anni a 30 mesi allo stato di rifugiato, limitazioni alle richieste d'asilo e beni dei migranti confiscati. Vieni pure, puzzone bengalese, ma non nel mio backyard. A dimostrazione che le misure più disumane di destra in Inghilterra e di non voglia domani anche in Italia le può prendere solo la sinistra. Tan, da, da, da. Oggi sul giornale all'interno: Meloni, non fatevi fregare, serve un sì per la giustizia. Il comizio del centrodestra ieri a Padova lancia Stefani, Tajani stronca Landini, Salvini fiero della sicurezza. Ma anche sul quotidiano Il Giornale a pagina 7, Veneto e Lombardia, sprint sull'autonomia, scrive Nicolò Rubeis, una firma storica. Via le preintese con lo Stato su 4 materie, oggi tocca a Piemonte e Liguria. Il Veneto e la Lombardia sono le prime regioni a firmare le preintese sull'autonomia con il ministro Roberto Calderoli. Si parte da 4 materie per cui non è prevista la definizione dei LEP, ossia la protezione civile, le professioni, la previdenza complementare integrativa e la parte della sanità che interessa il coordinamento della finanza pubblica. Esultano i 2 governatori. Luca Zaia parla di una firma storica che è solo un punto di partenza, visto che si comincia con un modello che poi potrà essere replicato in futuro per arrivare alle 23 materie. Anche per il lombardo Attilio Fontana, che si è commosso ricordando l'ex governatore Roberto Maroni e i suoi sforzi per promuovere il referendum nel 2017, si iniziano a raccogliere i primi frutti di una riforma epocale di cui il paese ha bisogno. Oggi sul quotidiano Il Giornale. E a pagina 11 si ritorna alla Salischi, la sindaca di Genova, che spende 156.000 euro per un consulente LGBT. La sindaca di Genova sulla linea Schlein, incarico d'oro a un esterno che progetti politiche inclusive. Il quotidiano Il Giornale parla anche della terribile notizia: massacrato per 50 euro, studente resterà invalido. Ma soprattutto a pagina 17 Luigi Vescovi ci fa pensare, nell'intervista di Maria Sorbi, il suicidio Kessler non è libertà, ideologia pericolosa, farne 2 eroine. Il presidente del comitato di bioetica dice: è una scelta distorta. Non erano malate, erano solo anziane. Una soffriva di depressione? Forse questa è la storia di mancati interventi? Credo che vivere sia un fenomeno attivo e non passivo con cui ci si debba misurare. Ma certo, l'argomento è stato lanciato. Suicidio assistito sì o no? Forse bisognerà anche prendere una decisione a livello parlamentare. Lo chiederemo tra poco ad Alessandro Morelli. Intanto, sempre sul quotidiano Il Giornale, siamo a pagina 17, polemiche sulla app che fa rivivere i defunti. Anche per loro vale il diritto alla privacy. Allora, a parte la privacy, certo, l'idea di parlare con tuo padre morto e di vederlo pure che ti parla può essere particolare, un po' fantasmatica, devo dire, però l'intelligenza artificiale fa discutere ancora. C'è una piattaforma lanciata dall'attore Callum Worthy e il garante che avverte: è illegale, i morti non sono roba nostra. Fatto sta che parlare con un parente defunto c'è una scena dell'episodio di Black Mirror in cui una giovane donna fa rivivere il fidanzato morto grazie a un'app. È un qualcosa che ti inebria da un punto di vista
Che ne pensate? 340 6709 659, un passatempo, tu dici, perché quando ti muore un parente vicino vai avanti tutto il giorno a pensarci per mesi, per anni, e ci puoi parlare, è lì con te. Mamma mia, mi vengono i brividi. Andiamo sul tempo. L'Elmo Colle, scoppia il caso Chigi Quirinale, le accuse di golpe. Bignami, fate chiarezza. Il Colle, stupore, ridicolo, e nella bufera finisce l'ex deputato PD Garofani, quel vizietto Dem di tornare al governo senza voto. Anche qui dovete dirmi qualcosa al 340 6709 659. Intanto l'appello di Meloni sul referendum e quella frase sulla giustizia, non fatevi fregare perché in primavera si vota il referendum sulla giustizia, e poi Calderoli che firma la preintesa sull'autonomia. Lombardia e Veneto iniziano il percorso. Sempre sul quotidiano Il Tempo, l'intervista ad Alberto Stefani, io in continuità con Zaia e per il sogno autonomia resta solo l'ultimo miglio. Il candidato governatore in Veneto, i sondaggi favorevoli contano i voti veri. Chiedo a tutti di restare concentrati e io vi chiedo semplicemente di andare a votare, di fare un whatsappino a parenti o amici in Veneto e di dirgli vai a votare. La falsa carbonara al Parlamento UE. Allarme di Lollobrigida. Fratelli d'Italia chiederà verifiche. È una novità? La vergogna è che questo è in vendita nello spaccio del Parlamento. La scoperta europeo. La scoperta in quello italiano ancora non so. C'è uno spaccio? La scoperta del ministro che pubblica una foto del market all'interno dell'istituzione. Fidanza, scrive a Mezzola, col diretti i prodotti tarocchi ci costano 120 miliardi l'anno. Beh, chissà, se se ne sono accorti i politici, magari adesso succede qualcosa. Dopo il suicidio delle Kessler, in Italia è scontro sul fine vita. Siamo a pagina 9 del quotidiano Il Tempo. Maggi più Europa, ora nuova legge. Antoniozzi, Fratelli d'Italia, contrario ma non giudico. Che ne pensate? Beh, io ad esempio ne penso che nella pagina successiva si parla di allarme per la salute dei nostri giovani, alcol e fumo ai minori, divieti ignorati da locali e tabaccherie. Secondo l'indagine del Moige, la metà dei commercianti non verifica l'età e vende ai ragazzini anche gratta e vinci e videogiochi per maggiorenni. Qui ci fermiamo, signori, c'è la pausa musicale, pochi minuti e arriva Alessandro Morelli. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
Canzoni per meditare. È una rassegna stampa meditativa questa qua, anche piuttosto cazzuta, devo dire. Roba buona, roba sana, certamente, per portarvi artisti indipendenti come Sergei Komenko. Questa è The Wind of Success. Alle 9.04, in attesa di collegarci con Alessandro Morelli, faccio in tempo a leggervi la prima pagina del Corriere, che è ben chiaro. Scontro tra Fratelli d'Italia e Quirinale. Di spalla la corsa in campagna tra sceneggiate, teatrini e gozzetti, e poi intese sull'autonomia in 4 regioni, ma il Sud fa muro. Accelerazione della Lega. Ancora tra le segnalazioni in prima pagina sul Corriere: rapinato a 22 anni, danni permanenti per le coltellate, la gang che si vantava sui social, e dobbiamo metterla veramente a finire questa situazione. E poi all'interno naturalmente c'è un piano contro Meloni, il Colle, stupore per le parole di Fratelli d'Italia, Bignami chiede di smentire le frasi del consigliere, la nota del Quirinale una ricostruzione che sconfina nel ridicolo, e l'opposizione inaccettabile, Fazzolari dal partito e Chigi, mai dubbi su Mattarella. Avete dei dubbi su Mattarella? Ma naturalmente chi mai ce li ha, diciamo che siamo pronti a eleggerne uno nuovo quando sarà il tempo. E chi sarà a eleggere il futuro presidente della Repubblica? Senza fretta, nel 2052 mi pare, e non c'è nessuna fretta, ma sarà il prossimo governo. E se questo governo dovesse andare così bene che c'è su ancora il centrodestra con una bella maggioranza, sarebbe il primo presidente della Repubblica non di sinistra? Va ora in onda L'Italia da fare, il punto sulla politica economica con Alessandro Morelli. Chiaramente una domanda che non faccio al sottosegretario alla presidenza del Consiglio, senatore Alessandro Morelli, ci mancherebbe, però da ex direttore di Radio Libertà e da conduttore radiofonico per anni e anni su questa radio, l'idea di avere un presidente della Repubblica non di sinistra, non è che questo sia di sinistra, ma assolutamente, a volte ci balena in testa, c'è qualche possibilità, e forse magari qualcuno fa di tutto perché questa cosa non succeda. Salutiamo Alessandro Morelli, ciao! Buongiorno a te Semi, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Come va? Come va? No, io sono arrabbiato, sai perché? Perché oggi la notizia doveva essere un'altra, cioè lo sai benissimo quale, quella sull'autonomia, e invece ci hanno fregato. La notizia è principale, non è più quella sull'autonomia che finalmente si comincia, ma c'è questo scontro tra Fratelli d'Italia e Quirinale, scrive il Corriere. Ma aspetta, Repubblica, attacco, c'è l'attacco, ragazzi miei, attacco al Quirinale. Parliamo invece di autonomia, diamo un po' di importanza a questa cosa che fin dai tempi di Umberto Bossi, quando tu non eri ancora direttore di questa radio, c'era anche un certo Umberto Bossi con Matteo Salvini che dirigevano questa radio, e quando entrava il capo insomma si portava avanti l'autonomia, il federalismo, e prima ancora, per esagerare, la secessione, perché dovevamo attirare assolutamente l'attenzione su questa Italia, che così non era possibile andare avanti. Cosa si sta muovendo sul fronte autonomia? Alessandro Morelli. L'autonomia rimane nel DNA della Lega chiaramente, e quindi prosegue il lavoro, che è stato appunto un lungo parto, che però sta portando dei risultati storici. Quello che ci stavi segnalando è il risultato dei preaccordi che riguardano proprio l'autonomia, alcune materie di autonomia che le regioni oramai hanno chiesto, ed è insomma un percorso assolutamente tracciato che il governo di centrodestra sta perseguendo, proprio perché tutti noi abbiamo, gli eletti della Lega, il popolo della Lega, hanno questa volontà
che ricordo è coerente peraltro con un referendum, anzi 2, che si sono tenuti in Lombardia e Veneto con dei veri e propri plebisciti per una maggiore autonomia. E diciamo, visto che questa radio è nazionale, ci si ascolta in tutta Italia nella banda DAB, diciamo alle regioni del centro e del sud, poi adesso c'è anche la campagna elettorale perché questa domenica e questo lunedì, oltre che in Veneto, si vota anche in Puglia e in Campania. Vogliamo ricordare per l'ennesima volta che cosa significa autonomia, che non significa la solita divisione dell'Italia, eccetera, eccetera, ma che ci guadagnano pure loro? Alessandro. No, ma ci guadagna chiunque abbia delle qualità, delle competenze adeguate a investire meglio i soldi pubblici, molto semplice. L'autonomia significa poter gestire quei fondi che lo Stato distribuisce per varie materie in maniera locale. Quindi se sul fronte della cultura, sul fronte delle infrastrutture, se sul fronte della scuola ci sono delle economie che vengono gestite in maniera migliore dalle autonomie locali, è sacrosanto che possano essere gestite appunto da chi fa meglio le cose. Dunque l'autonomia non significa togliere qualcosa allo Stato, significa dare di più ai propri territori alla fine agli stessi costi. Ah certo, e nessuno conosce meglio il territorio di chi ci vive, di chi lo vive quotidianamente. Cosa vuoi che ne sappia Roma, di Casalpusterlengo o del piccolo paese in Campania? Ma ci vuole così poco, ragazzi. È chiaro che c'è sempre questa situazione politica per cui se si fa un qualche cosa bisogna bloccarla o politicamente o attraverso giudici e magistrati, ma ci arriviamo. Intanto, signori, parte il viaggio della fiamma olimpica. Finalmente una buona notizia, ragazzi miei, in questa valle di lacrime e partono anche le chiacchierate, quelle importanti. Questo sabato 22 novembre alle 10 all'Acquario Civico di Milano si parla delle Olimpiadi Invernali 2026, i Giochi di Milano, con Milano Futura e anche con il tuo intervento a partire dalle 10, Acquario Civico di Milano. Cosa si sta portando avanti? Cosa si sta mettendo sul piatto, che non è un piatto ma è un bel piattone? Alessandro. Sostanzialmente noi stiamo facendo e stiamo mettendo in campo tutte le azioni necessarie per fare di Milano, Cortina, Livigno, Bormio, Trento e Bolzano le capitali mondiali dello sci e comunque degli sport invernali. Detto questo, dunque, la nostra volontà è stata una volontà politica, quella della Lega, quella di ottenere le Olimpiadi già nel 2018 con una battaglia in quel governo, il governo giallo-verde, nel quale, lo dobbiamo ricordare, i grillini assolutamente non volevano le Olimpiadi. Vi ricorderete peraltro i fatti che sono avvenuti, la Raggi che ha detto no alle Olimpiadi di Roma, la stessa Appendino, allora sindaco di Torino, che ha detto no alle Olimpiadi invernali su Torino, perché inizialmente non doveva essere Milano-Cortina, ma doveva essere Milano-Torino, mito. E invece, appunto, a seguito del no dei grillini, si entrò nella partita veramente con tutti i piedi il nostro governatore del Veneto, Luca Zaia, che appunto entrò lanciando come proposta Cortina. Detto questo, il percorso è stato un percorso a volte accidentato, ma potete vedere sui social media del nostro segretario, il ministro delle infrastrutture nonché vice premier Matteo Salvini, che ieri è stato fisicamente a Cortina e ha verificato che le opere che dovevano essere impossibili da realizzare, non c'erano i fondi, non c'erano i tempi, non c'erano le tecnologie, non c'erano le capacità, insomma tante cose che andavano tutte per il no, invece si sono tramutate nel grande sì dello sliding center che oggi è attivo a Cortina, e sui social media di Matteo potete trovare
proprio la testimonianza degli atleti che stanno scendendo, facendo le prove proprio in queste ore legate al bob, allo skeleton, allo slittino. Insomma, un percorso, come dicevo, a volte accidentato, ma che ci permette finalmente di sorridere, perché ci siamo quasi. Hai parlato della fiaccola, e quindi se vuoi ho proprio qui di fronte Dai, l'elenco delle tappe da cui le varie località saranno protagoniste del Giro Olimpico, allora vediamo, ti dico solo che quale città ti interessa fra le tante, caro Sammy, perché qua sono tantissime. beh, Chiaramente a il Giro Milano, della tappa a Milano si olimpica. chiuderà, immagino, questo viaggio della fiacca olimpica, Esatto, e quindi esatto. da dove si A parte? caso, il 28 gennaio sarà a Canazei, una tappa di 47 chilometri e mezzo, con arrivo a Cavalese. Vediamo, il 23 gennaio sarà a Trieste. Se vuoi ti farò avere l'elenco delle tappe per magari ogni tanto fare dei collegamenti rispetto al territorio, perché appunto chiaramente la Fiamma Olimpica farà il Giro d'Italia, molti di questi comuni sono interessati, i sindaci saranno interessati, e quindi magari qualche collegamento sarà anche interessante. Assolutamente sì, c'è un A ulteriore... Varese, 14 gennaio, guarda, Vai. casualmente ho aperto Varese, visto che ti interessa, immagino, essendo Assolutamente, tu vivo lì a varesotto. due passi. La buona notizia ulteriore è che pare che non ci sia lo zampino di Alessandro Morelli nella scelta dei tedofori, perché ci sono anche alcuni, no, con tutto il rispetto, ma ci sono anche alcuni nomi dello spettacolo alquanto particolari, ma non dico niente, no, non vogliamo anticipare niente, chiaro. Insomma, vuoi partecipare anche tu alla Ma maratona? no, Se ti va, chiaramente ti segnaleremo e potrai no, partecipare non vorrei mai. alle candidature. Io ti faccio Mi soltanto piacerebbe vederti, 100 Sammy, con la metri, fiaccola, ti faccio 100 metri, Esatto. poi lo passo a Beh, te. guarda, comodo, ti posso dare un consiglio? Eh, Devo ancora verificare quando sarà la data corretta, ma la fiaccola olimpica passerà sui battelli della navigazione laghi del lago di Como e del lago Maggiore, e quindi bello. ti dirò, immagino che lì il tedoforo farà semplicemente da portatore sano della fiaccola, perché chiaramente questa verrà trasportata Già. su un battello dei nostri laghi. Già, bello, è stupendo e raccoglierà tanti applausi, ma tante belle sensazioni, una volta tanto tutte quante nostre, e vogliamo ricordarlo, né di destra né di sinistra. Sarebbe bello parlarne fuori dalla politica, che anche i quotidiani non di destra ne parlassero, ma per il momento tutti muti d'accento e di pensiero. Senti, parliamo anche di brutte notizie, non possiamo far finta di niente, non possiamo. Il nuovo stop della Corte dei Conti al ponte, questa volta sul contratto tra lo Stato e la concessionaria che dovrebbe gestire il ponte sullo Stretto, e era tutto già previsto, da quanto ho capito, nessuna sorpresa. Beh, a seguito del primo diniego da parte della Corte dei Conti, diciamo che questo era un passaggio scontato. Nei giorni scorsi abbiamo fatto delle dichiarazioni molto chiare rispetto alle interpretazioni che intendiamo dare, viste la posizione della Corte dei Conti. Dobbiamo attendere le loro motivazioni. Sulla base delle motivazioni capiremo le due strade che una delle due strade che possiamo percorrere. Se dalle motivazioni scaturisse una evidente presa di posizione politica contro la realizzazione del ponte, evidentemente la risposta non potrà che essere politica, e quindi ci sarà purtroppo l'ennesimo scontro tra il governo e la maggioranza parlamentare votata dagli italiani e la magistratura, in questo caso quella contabile, composta da magistrati. Anzi, sarebbe interessante che Radio Libertà spiegasse ai nostri radioascoltatori da chi è composta la Corte dei Conti, perché se è vero come è vero che alcuni componenti alla Corte sono diciamo delle figure
che hanno vinto un concorso e quindi sono dei dipendenti pubblici puri. Questo è assolutamente vero. Dall'altra parte dobbiamo sottolineare come una parte dei giudici della Corte dei Conti vengano nominati dai governi, e quindi è chiaro che, essendoci stati per 15 anni sostanzialmente governi dove hanno comandato partiti della sinistra, puoi benissimo immaginare quale quota di questa parte di Corte dei Conti abbia il cuore che batte un po' più a sinistra rispetto a noi. Detto questo, il mio auspicio è che non ci siano diciamo questa alea legata appunto a un posizionamento politico della Corte dei Conti nei confronti del ponte, di un'opera che oggettivamente è utile all'Italia, ma altrettanto oggettivamente ha anche una valenza politica, essendo stata lanciata qualche annetto fa oramai da un signore che si chiamava Silvio Berlusconi, oggi riportata in auge e portata peraltro nei passi più evoluti possibili da un signore che si chiama Matteo Salvini, ma io spero appunto che non ci sia questa presa di posizione politica e che dalle motivazioni noi capiamo che insomma la Corte in questa fase abbia ravvisato delle criticità assolutamente legittime sulle quali tutti quanti siamo assolutamente disposti a lavorare e a collaborare con la Corte, perché ogni amministrazione veda diciamo evaso la sua legittima volontà di protagonismo. C'è Alessandro Morelli, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, in diretta su Radio Libertà. Se volete fargli una domanda, inviate un WhatsApp al 340 6709 659 e tantissimi stanno scrivendo in questi giorni riguardo il suicidio delle gemelle Kessler, che hanno tenuto compagnia al nostro passato di giovinetti davanti alla televisione e che adesso hanno rilanciato l'argomento. Le Kessler diventano uno spot del suicidio, titola oggi il quotidiano La Verità, un argomento forse assolutamente trasversale anche all'interno della politica. Cosa ne pensi, Alessandro? Io ritengo che parlare di queste materie così sensibili, sia dal punto di vista valoriale, chiaramente ideologico, quando ci sono dei fatti così toccanti, diciamo non è utile al dibattito, molto semplicemente perché chiaramente diciamo il cuore si scalda, la memoria torna alle gemelle Kessler per chi le ha vissute, chiaramente per quelle generazioni, e al loro protagonismo, la loro vitalità. È chiaro che insomma diciamo il dibattito rischia purtroppo di essere assolutamente sminuito rispetto alla altissima valenza di cui invece necessita. Io facendo solo la fotografia della situazione, leggendo i giornali, adesso chiaramente non mi posso assolutamente permettere di commentare la scelta di due persone, ma sottolineo che se è vero che da quello che leggo sui giornali una delle motivazioni di questa atroce scelta sia stata che una delle le due componenti della coppia era in depressione e che l'altra insomma abbia accompagnato nella scelta di finire la propria vita appunto la persona depressa, francamente, insomma, da cattolico, da persona che ha dei valori profondi, ritengo che questo sia un grave danno, perché pensare che le persone con un disagio possano solo ipotizzare di farla finita per superare il loro momento di disagio, la loro crisi esistenziale, senza che evidentemente ci siano degli adeguati apporti alle difficoltà per risolvere le difficoltà che si stanno affrontando, parliamone. Ora, dunque, è chiaro che la sofferenza umana in questo caso è assolutamente personale e ribadisco, non può minimamente essere commentata. Detto questo, però, facendo la fotografia, dicevo, diciamo, mi fa pensare
tanto una società che non riesce ad accudire delle persone che si sentono sole, si sentono in difficoltà dal punto di vista emotivo, tanto da spingerle addirittura a fare questo estremo gesto, perfino grave da essere accompagnate da persone che a quanto pare, ribadisco, leggo solo sui giornali, questo disagio non l'avevano. Ora dunque si sono perse due vite che sicuramente, come sempre questo è il nostro pensiero, hanno tutto il diritto di essere vissute fino alla fine. E staremo a vedere perché prima o poi se ne dovrà occupare anche il Parlamento di questa cosa. Secondo te bisogna cercare di legiferare anche su questo? Ma io ritengo che sia doveroso legiferare, è inutile continuare a mettere la testa sotto la sabbia rispetto a degli argomenti che sono argomenti talmente macro della nostra società che chiaramente devono essere in qualche maniera normati. Ora, lasciare che persone, chiaramente uso questo termine, senza voler essere troppo forte nei loro confronti, ma cerchino delle soluzioni all'estero per dare per darsi un'opportunità che in Italia non hanno, è abbastanza imbarazzante. Ora, se l'intenzione della maggioranza è quella di vietare questo percorso, è una ipotesi assolutamente legittima, ma lo si deve fare, e il fatto che ci sia una maggioranza politica chiara, uscita dalle urne, motiva il fatto che la nostra posizione sia una posizione molto, molto netta. È chiaro che quando ci sono dei governi, pastrocchio, che nascono da degli accordi in sede parlamentare, è evidente che le differenze valoriali sono talmente profonde che è difficilissimo prendere delle posizioni nette su questi punti di vista. Però dobbiamo ricordarci che purtroppo anche dal punto di vista valoriale la nostra società sta facendo, dal mio punto di vista, dei passi indietro gravissimi. Quello che abbiamo di fronte, anche grazie alle tecnologie che il mercato ci mette a disposizione, non è un'evoluzione. Dobbiamo capire quanto quello che abbiamo di fronte sia un'involuzione della nostra società. Penso, Sammy, e tu so che sei sensibile all'argomento, alla possibilità che molte famiglie, molti genitori danno ai loro figli, magari piccolissimi, di avere sempre perennemente in mano il loro telefonino per accedere a strumenti tecnologici che ai bambini non dovrebbero essere consentiti. Penso alla possibilità e quindi alla creazione di una nuova cultura o subcultura che viene indirizzata molto spesso dai social media, dai grandi influencer, da un mercato globale che purtroppo cerca e promuove questo melting pot e questa cancellazione dei valori profondi delle nostre culture, e che appunto anche attraverso questi strumenti cercano di indirizzare la società verso questa o quell'altra direzione. Ora, io francamente sono basito di come il giornalismo italiano non dia conto della memoria delle gemelle Kessler, ma utilizzi le gemelle Kessler come uno strumento per descriverne la tragica fine. Mi spiace, io probabilmente ti sto sorprendendo te e i nostri ascoltatori, ma su questo io ho un pensiero molto chiaro. Per me quello che è avvenuto è una tragedia, non è la soluzione. La soluzione, cioè cercare la morte di fronte a appunto, per quanto leggiamo, un momento, sicuramente un momento di estrema difficoltà, ma soprattutto far accompagnare una persona sana a quella stessa fine, per me è una tragedia, per me non c'è nulla da festeggiare. I titoli di prima pagina, delle prime pagine che vedo riguardo alla tragica fine, non solo non li condivido, ma anzi andrei esattamente all'opposto fossi io il direttore di uno di questi giornali.
E hai messo il dito nella piaga perché stanno arrivando un fracco di WhatsApp che ti danno ragione e dando ragione a quelle poche fonti che scrivono effettivamente è stato uno spottone gigantesco al suicidio assistito, perché la verità, e non il quotidiano, ma la verità è che queste due non stavano così male. Certo, si soffre di depressione, Alessà, e noi qui a Radio Libertà dovremmo già essere tutti morti se ci prende la depressione a noi e invece siamo qua che parliamo, che sorridiamo, che combattiamo. È chiaro che ci vuole qualcuno che stia vicino a questi anziani e questo non sempre succede, anche quando, soprattutto quando sono personaggi importanti, e noi che non lo siamo non sappiamo che cosa significa per un artista famoso essere fuori da quel palco, da quel teatro e rimanere soli, ma non deve essere bellissimo. Abbiamo un minuto e c'è un fracco di domande, quindi faccio scegliere a te. Allora, puoi scegliere tra il fronte manovra, quali sono le priorità della Lega? È arrivato il partito islamico, i musulmani puntano su Roma, lo smarcamento della Lega sul pacchetto di aiuti militari a Kiev. Andiamo avanti fino a domani con tutte queste domande. A quale vuoi rispondere? Priorità della Lega in manovra, chiaramente il contributo delle banche, che è richiesto alle banche, quindi anche i ricchi piangano, che dice la sinistra. Noi cerchiamo di non far piangere i ricchi, ma di chiedere un contributo a chi in questi anni, anche grazie a delle legislazioni che sicuramente sono state favorevoli, hanno avuto dei profitti diciamo fantasmagorici. Chiaramente il tema delle cartelle esattoriali, quindi la pace fiscale e contributi alle famiglie. Per quanto riguarda gli altri argomenti che mi hai citato, e cioè il partito islamico a Roma, e noi lo abbiamo detto per tanto tempo, sta avvenendo. Noi purtroppo vediamo che se Radio Libertà, la Lega, i nostri valori cerchiamo sempre di difenderli in ogni dove. Leggiamo però che il cardinale Zuppi, che non è proprio l'ultimo arrivato, ma è il capo dei vescovi italiani, nonché uno di quelli che è entrato assolutamente papabile, mamma mia, per fortuna insomma, lo Spirito Santo ha pensato ad altro, dice che la cristianità è finita, non la fede. Questo significa che se la cristianità è finita ma non la fede, ci sono altre fedi verso le quali ci dobbiamo indirizzare. E allora io finisco con un Alegher, ringraziando il senatore Alessandro Morelli. Buon lavoro e alla prossima settimana.